Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati nella nostra amatissima Piazza Flaminio e come ogni anno, come è tradizione, ci troviamo qui per parlare di che cosa? Niente po' di meno che dei festeggiamenti di Sant'Augusta che a partire dal 18 di agosto fino al 22 di agosto terranno banco proprio qui in centro storico a Serravalle, in quelle di Vittorio Veneto. Manifestazione come sempre organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto, parte proattiva nell'organizzazione per quanto riguarda tutta una serie di aspetti di logistica e di sicurezza con i festeggiamenti di Sant'Augusta e naturalmente un grazie a volontari e soprattutto agli sponsor che sostengono la manifestazione. Ma prima di entrare in quello che è il tema dei festeggiamenti, parliamo di un tema che a tanti vittoriesi e non solo sta molto a cuore. Ma questi fuochi si faranno o non si faranno? Allora, giusto per dare un quadro alla situazione, adesso non posso sicuramente, il comitato non può dirvelo si faranno o meno, partiamo da alcuni aspetti che sono sorti in questi giorni sia dalla carta stampata sia sul web sia sui social. Allora precisiamo una cosa, in questo momento la macchina organizzativa, come ha anche precisato giustamente la sindaca Mirella Bagliana, è partita, nel senso che il Comitato dei Festeggiamenti di Sant'Augusta come ogni anno si è prodigato di predisporre la zona del campo fuochi che si trova proprio sotto il santuario di Sant'Augusta, la zona di Vinera. Quindi è stata fatta l'operazione di sfalcio e sono state fatte le pulizie fondamentali sotto una parte del pendio, una parte degli ulivi, un'altra parte che era fondamentale per poter predisporre il campo fuochi. Queste sono delle operazioni che sono fondamentali perché altrimenti non avremo il grado di sicurezza che ogni anno ci viene richiesto. Ora, in questo momento sappiamo benissimo che c'è una situazione di siccità e di rischio di incendi notevoli, ma questo non toglie che la macchina operativa sia partita. Come è già avvenuto infatti in passato, allo scoccare delle 48 ore o anche delle 24 ore prima, è successo che la macchina operativa si è sbloccata. Perché? Perché sono venute delle piogge tali per cui l'ordinanza di divieto, che in questo caso è a livello regionale, ha permesso lo svolgersi di questa manifestazione. È chiaro che questo tipo di evento avverrà, sarà garantito solo nel momento in cui ci saranno determinati canoni di sicurezza e quindi cosa può fare il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta? Predisporre tutto quello che è necessario per arrivare all'evento, ma chiaramente sarà una decisione che spetterà per quanto riguarda la sicurezza alla sindaca del Comune di Vittorio Veneto di decidere o meno se si può procedere. Ovviamente lo farà in sintonia con quelli che sono i dettami in questo momento della sicurezza. Quindi in questo momento sicuramente c'è una situazione di emergenzialità, però siccome sono previste delle piogge è possibile che i fuochi possano venire. Quindi la macchina è partita, ma in questo momento qua questo non possiamo saperlo. Quindi vogliamo mettere buona pace per tutti i nostri follower, quelli che amano i fuochi e quelli no, che in questo momento il tema di sicurezza è ampiamente seguito e quindi questa manifestazione, i fuochi in specifico, avverranno solo nel momento in cui ci saranno le condizioni che ne garantiranno lo svolgimento. E allora adesso entriamo in quello che è il tema dei festeggiamenti di Sant'Augusta, perché ci sono i fuochi, ma non ci sono solo i fuochi, ci sono tutta una serie di altri eventi culturali che oramai fanno parte di quella che è l'abitudine serravallese. Ricordiamo fin da subito che gli eventi si svolgeranno su 3 punti diversi, da Piazza Flaminio a Piazza Minucci e a Piazza Tiziano Vecellio, oltre naturalmente a qualche evento all'interno del Museo del Cenedese. Andiamo con uno degli aspetti che caratterizzano oramai i festeggiamenti di Sant'Augusta, l'aspetto culturale. Come da tradizione ogni anno abbiamo la presentazione di diversi libri con l'intervento di autori. Cominceremo con questo il giorno 18 di agosto e questo sarà presso il Museo del Cenedese a partire dalle ore 18 con la presentazione del libro L'alluvione del 1521 a cura del Circolo di Ricerche Storiche del Vittoriese. E questo è un appuntamento che oramai abbiamo consolidato con questa interessante associazione vittoriese che si occupa
soprattutto di ricerche storiche, quindi diventa un momento per approfondire tematiche del passato e che proprio riguardano Serravalle, con quella famosissima alluvione del 1521 di cui ancora oggi ricordiamo e vediamo in alcuni tratti del centro storico gli effetti che ci furono in quella situazione. Passiamo adesso a mercoledì 19 agosto, parliamo sempre di presentazioni di libri, questa volta in Piazza Flaminio con l'editore Kellerman. Vedremo la presentazione del libro Saluti e baci dal Mai, con letture di Roberta Durante e con musiche di Eros Viel. Quindi un altro appuntamento che ci porterà in un taccuino, possiamo dire, di ricordi, di cartoline che ci porteranno a vivere un'esperienza particolare, quindi vi invitiamo anche a questo evento. Poi saremo la serata del giovedì 20 di agosto, che si svolgerà invece sempre alle 18:30 ma in Piazza Minucci, in cui avremo la presentazione del libro di Mauro Corona e di Marianna Corona. Sono padre notissimo che conosciamo tutti e anche la figlia oramai nota scrittrice, che presenteranno le loro ultime due fatiche letterarie. Due fatiche letterarie che in fondo parlano di montagna, di cammini, di quello che oramai già conosciamo di Mauro Corona, ma aspettiamoci di conoscere una Marianna Corona con dei toni completamente diversi dal padre, ma sarà importante e interessante conoscere da vicino questi due autori, e saranno corroborati, possiamo per così dire, dal sibilo, dalla musicalità del Poiana, che ci accompagnerà con qualche suono di uccello che oramai siamo già abituati a conoscerlo. Siamo poi alla serata del 21, al pomeriggio del 21 di agosto, sempre alle ore 18, la presentazione presso il Museo del Cenedese del libro dedicato a Ida Camino. Quindi anche in questo caso andiamo a conoscere quella che è la saga legata al mondo di Ida Camino. Ida Camino, che sappiamo benissimo è famiglia nota e che ha visto il suo ultimo avo del 1335, Rizzardo da Camino, l'ultimo della dinastia qui a Vittorio Veneto, in particolare a Serravalle. In particolare ricordiamo anche nella chiesa di Santa Giustina con il famoso mausoleo a lui dedicato dalla moglie Ver della Scala, e quindi avremo modo di conoscere da vicino ulteriormente la storia della saga di Ida Camino. E siamo poi all'ultima presentazione molto particolare, che invitiamo fin da ora quelli che sono gli accaniti cultori della storia di Sant'Augusta, alla serata, al pomeriggio di presentazione, che sarà alle ore 18 presso il Museo del Cenedese, con la luce di Augusta. Si tratta di una ricerca di un architetto vittoriese, Michele Tomasella, tra l'altro anche membro del Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, che si è avvicinato al santuario di Sant'Augusta studiandone le caratteristiche architettoniche e con delle sorprese particolari che non vogliamo rivelarvi, ma che sarà bello conoscere da vicino, legate proprio alla luce che si vede a Sant'Augusta. Quindi un invito particolare a venire a conoscere questa particolare ricerca, che sicuramente farà discutere nei prossimi anni e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Ci sono i grandi, c'è la musica, c'è il divertimento, ma c'è anche lo spazio dedicato ai bambini, e non poteva mancare anche quest'anno un appuntamento dedicato proprio a loro. E quindi in Piazza Flaminio, che è oramai diventato il luogo per eccellenza in cui diamo lo spazio ai bambini, a partire da sia martedì 18 che mercoledì 19 agosto, sempre alle ore 18, avremo Leggiamoli forti, quindi ci saranno delle letture dedicate ai bambini, quindi due serate dedicate a loro a partire dalle ore 18 in Piazza Flaminio, mentre la serata del giovedì, sempre alle ore 18, invece ci sarà uno spettacolo dedicato sempre ai bambini di un giocoliere, quindi anche qui un altro appuntamento per loro.
Si passa poi al giorno del 22 di agosto, in cui ci sarà oramai la tradizionale festa, appuntamento dedicato al mercatino dei bambini a partire dalle ore 17 in piazza Flaminio. Quindi ricordiamo questo particolare appuntamento in cui i bambini chiaramente si devono iscrivere, scrivendo al Comitato di Festeggiamenti di Sant'Augusta, possono venire a scambiare i giochi in piazza Flaminio a partire dalle ore 17 del 22 di agosto. Passiamo adesso a quelli che sono gli appuntamenti musicali, che oramai sono tradizione anche questa dei festeggiamenti di Sant'Augusta. Come dicevamo prima, le tre piazze, quindi avremo piazza Flaminio, piazza Minucci e piazza Vecellio. Partiamo proprio da quest'ultima, piazza Vecellio, che è diventato il luogo in cui si può fare l'aperitivo, ci sono gli street food, e proprio a partire dalle ore 19 nelle giornate a partire dal 18 di agosto fino al 22 ci saranno ogni sera dei gruppi che ci terranno compagnia. Infatti cominceremo con il martedì 18 di agosto con Velvet Vibes, poi avremo la serata successiva sempre a partire dalle ore 19 con Don Sancho, e poi ancora abbiamo giovedì 20 con Round Midnight, e poi venerdì 21 serata con i Trifase, mentre il 22 a chiusura di quelli che saranno gli appuntamenti con piazza Vecellio ci sarà un intrattenimento con il gruppo L'Incoscienza. E siamo in piazza Minucci, il teatro oramai stabile dei festeggiamenti di Sant'Augusta, assieme alle altre piazze, in cui ogni sera a partire dal 18 ci saranno degli spettacoli a carattere musicale e anche quest'anno teatrale. Cominceremo sempre dal 18 di agosto a partire dalle ore 21 con il concerto di il Carlo Colombo Trio Band, che sarà qui in piazza. Poi la serata successiva sarà una serata dedicata ad Eric Clapton con una cover band a lui dedicata, e poi passeremo alla serata del 20 di agosto in cui avremo qui in piazza Elisa G assieme al pianista Tonon, accompagnata dal pianista Tonon, che ci accompagnerà in un percorso musicale tutto da seguire. E poi saremo alla serata del 21 di agosto, serata 21 di agosto, serata dedicata ai fuochi, in cui qui in piazza Minucci avremo niente poco di meno che i Fuori Orario, che tornano dopo anni a calcare la scena qui in piazza Minucci a Serravalle. Chiusura per la serata del 22 di agosto alle ore 21 con uno spettacolo teatrale. Quest'anno saranno in scena gli amici di Ali Estese, che ci presenteranno, speriamo sia femmina. E siamo agli appuntamenti di piazza Flaminio. Come dicevamo, alle ore 18 ci saranno le varie serate territorio dei bambini, ma poi diventerà il territorio nuovamente della musica, degli adulti, anche dei bambini assolutamente, però lasceremo poi lo spazio a partire dalle ore 21 del 18 di agosto in piazza Flaminio al spettacolo musicale di Jack Trio. Gli appuntamenti proseguiranno naturalmente la serata successiva con altro appuntamento musicale a partire dalle ore 21, e poi passeremo alla serata del 20 di agosto con Orocco Ritual Baobad, che ci terrà compagnia in questa serata, per poi giungere alla serata del 21 di agosto con oramai la famosissima Anguria Party, che è tornata già a partire dall'anno scorso, opera di un gruppo che collabora attivamente col Comitato di Festeggiamenti di Sant'Augusta, preceduto dalla Parata della Santa, in cui avremo quella che sarà la Miss Augusta di quest'anno con il sindaco di Serravalle. Quindi una serata giocosa all'insegna della musica e dell'intrattenimento, che avrà come partenza e sede naturalmente piazza Flaminio. E allora a questo punto non mi resta altro che dirvi, perché si possono raccontare ma bisogna viverle queste serate, quindi vi invitiamo fin dal giorno 18 di agosto ad essere con noi a vivere i festeggiamenti di Sant'Augusta. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che collaborano con noi per la realizzazione dell'evento, quindi naturalmente dal Comune di Vittorio Veneto che è uno dei partner di questo evento e che sostiene questa manifestazione, a tutti gli sponsor e a tutti i volontari che si prodigano per organizzare questo evento, e cogliamo anche l'occasione per ricordare che tutto questo è possibile grazie agli sponsor, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, ma grazie soprattutto ai tanti volontari che anno dopo anno si prodigano per realizzare l'evento.
Poi naturalmente sul tema dei fuochi ve l'ho detto prima, ma lo ricordiamo, vedremo cosa accadrà, lo sapremo nei prossimi giorni. Di sicuro prima di tutto viene la sicurezza, e su questo è una cosa che a noi preme ricordare, che comunque anche l'amministrazione comunale lo ha già precisato in tutte le sue comunicazioni, quindi vedremo cosa accadrà. Se ci saranno, quindi vuol dire che è venuta la pioggia e che quindi Sant'Augusta ha fatto quello che da tanti anni, da secoli si chiama, e quindi il miracolo dell'acqua, tra le altre cose, noi saremo qui a vederli, e ci sarà naturalmente anche la tenda TV che, come da ogni anno, viene e riprenderà in diretta questo evento. Quindi vi aspettiamo per fare festa assieme, perché la festa è bella se ci siete tutti.